È la crisi delle piccole e medie imprese, l'economia delle botteghe, delle attività che non commerciando beni di prima necessità sono costrette a una chiusura ad ora, sine die. L'emergenza per il Covid-19 rischia di segnare un punto di non ritorno per il lavoro e l'impresa. Noi non possiamo dimenticarci del valore che ha avuto l'occhialeria su questo territorio, come non possiamo dimenticarci il fatto che oggi tanti piccoli artigiani sono chiusi, che oggi tanti alberghi, ristoranti, bar, negozi sono costretti a tenere la serranda chiusa. Questo per loro significa non arrivare con liquidità alla fine del mese. È un tema da tenere in considerazione quando si legifera, dice Luca De Carlo, pur nella consapevolezza che il legislatore è giustamente mosso dal principio della tutela della salute dei cittadini e però, aggiunge, non si può giocare sulla pelle dei lavoratori, ma nemmeno su quella degli imprenditori. Quelli a cui oggi non arriva nulla sono imprenditori, commercianti e chi ha una partita IVA che con 600 euro non fa nulla. Con i prestiti significa per loro continuare ad indebitarsi e quindi sono assolutamente in balia oggi delle banche e domani dello Stato che gli chiederà comunque il pagamento dei tributi. Per De Carlo mai come in questo periodo è necessario tenere alta la guardia per contrastare chi potrebbe trarre vantaggio dalla crisi che trasversalmente sta attraversando i settori trainanti dell'economia nazionale, su tutti il turismo. Penso agli alberghi, guardate gli alberghi, solo in Italia esiste una frammentazione della proprietà degli alberghi, in tutto il resto del mondo sono le catene degli alberghi a farle da padrone. Ecco, io non vorrei che in tutto questo ci fosse anche la malafede di chi è pronto ad investire, ad entrare e a comprare tutti quegli alberghi che oggi giocoforza non sono più in grado di far fare il giro finanziario ai loro conti correnti.